Buongiorno, siamo qui alla seconda tappa di Talentis a Cortina e siamo con Paolo Attanasio, CEO di Polaris. Quale deve essere, buongiorno innanzitutto, quali devono essere le caratteristiche esclusive della startup che voi oggi andrete a premiare con il vostro premio speciale? Perché appunto ricordiamolo, all'interno di questa seconda tappa si presenteranno 5 nuove start-up, presenteranno la propria impresa e ci saranno 3 menzioni, 3 premi speciali e poi ci sarà il vincitore che arriverà poi alla finale di Rapallo. Ecco, torniamo dunque quindi, quali sono le caratteristiche in linea generale che dovrebbe avere una start-up per poter appunto ricevere il vostro premio speciale? Allora Beatrice, ad oggi il mondo della tecnologia e dell'innovazione sta producendo una pletora di soluzioni che in qualche modo invadono il mercato, quasi con un effetto disabilitante. Quella startup che riuscirà quindi a governare le nuove tecnologie, portandole verso delle soluzioni che risolvano dei problemi soprattutto sulle aziende, ma anche problemi che in qualche modo attanagliano la nostra società, allora potrebbe essere la startup che può avere un premio speciale da Polaris. Perdonami, per quanto riguarda appunto tra le potenzialità insomma, che deve avere questa startup, che peso ha la questione anche della sostenibilità al fianco dell'innovazione? Vede, ad oggi innovazione tecnologica, il tema ambientale, il tema anche della sostenibilità sociale sono temi di intraprenditori, un po' come ne parlavo stamattina nell'intervento che ho fatto sul palco. Il tema sociale insieme a quello dell'innovazione portano sicuramente a delle soluzioni virtuose che ad oggi non solo impattano sulle aziende ma impattano anche sulla società circostante. Le azioni degli imprenditori e anche delle nuove tecnologie non può prescindere dall'impatto che hanno sulle persone e anche sull'ecosistema dove vivono le persone. Grazie a Paolo Attanasio e buona quindi tappa qui a Cortina.